vaccino, 200.000 posti liberi sul sito di prenotazione della Regione Veneto. Il presidente Zaia lancia un nuovo appello: fatelo ora, non aspettate l'autunno, altrimenti sarà il caos. La privacy sui dati dei docenti impedisce il collegamento con l'anagrafe vaccinale. A settembre non si saprà chi è immunizzato e chi no. L'allarme della dirigente scolastica regionale Palumbo. Assalto nella notte alla gioielleria Sinopoli in centro a Mogliano. I ladri rubano preziosi per 80.000 euro e scappano, inseguiti dai carabinieri. Dopo essere usciti di strada riescono a dileguarsi. Gli effetti sulla carenza di materie prime. L'Electrolux di Susegana ha annunciato ai sindacati 13 settimane di cassa integrazione da settembre. La Guardia di Finanza di Sereviso ha sequestrato beni per 280.000 euro a 2 imprenditori di San Biagio di Callalta, padre e figlio, denunciati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. 7 anni fa la tragedia del molinetto della Crodare Frontolo, in cui morirono 4 partecipanti alla festa degli Omi, un dramma che per i sopravvissuti e testimoni è impossibile da cancellare. Festa anche all'Associazione Atletica di San Vendemiano, dove era tesserato per lo storico oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo. Ora aspettiamo Gimbo a braccia aperte, dicono. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano la campagna vaccinale con il punto stampa del presidente della Regione Veneto Zaia. Ci sono ancora 200.000 posti liberi per prenotare il vaccino. Sentiamo. Abbiamo 200.000 posti liberi. Da qui all'8 di settembre. Questa volta i posti ci sono e sono tutti liberi, 200.000 distribuiti tra le varie ULSS del Veneto. Prenotarsi per fare il vaccino non è mai stato così semplice. Anni luce sembra siano passati da quando per trovare un posto si puntava l'orologio alla vigilia dell'apertura degli slot. Intanto le percentuali dei vaccinati continuano ad essere buone. Tra i giovanissimi I 12-19 sono 49%. I ragazzi si stanno vaccinando. Andate in un centro vaccinale e vedete quanti ragazzi in età scolastica ci sono in questi giorni. E tra gli insegnanti 82% di vaccinati, insegnanti e operatori, 81/82, che dopo qualcuno mi dica che ho arrotondato per eccesso. Il calo delle prenotazioni però è evidente, siamo a 4.000 al giorno contro le 10.000 di alcune settimane fa. I giorni del Green Pass abbiamo fatto 21.000, 34.000, 15.000. Però i 3-4.000 prenotazioni io le voglio vedere come prenotazioni scarse, perché al giorno, perché comunque è iniziata la fase estiva, molte persone sono in vacanza, eccetera. Approfittatene adesso, ripete Zaia, fino all'infinito, gli anticorpi durano 12 mesi. Quindi non ha senso arrivare tutti al collo di bottiglia all'ingorgo in autunno. Questa è una preoccupazione che abbiamo. 460 positivi in Veneto nel fine settimana, con la curva dei ricoveri che continua a decrescere. 164 ricoverati, dato invariato rispetto ad alcuni giorni fa. Variante Delta predominante. Per la prima volta sentiamo parlare di variante Beta. C'è anche un ragionamento su una nuova variante che è la Beta, sulla quale ci sono delle evidenze scientifiche, tutte poi da dimostrare, da vedere con dati anche, come si può dire, più solidi, sul fatto che sembra essere una novità sul panorama. L'ultima chiamata con il generale commissario per l'emergenza Figliuolo per l'accordo con le farmacie per la vendita dei tamponi a prezzo calmierato è di questa mattina. I tamponi offerti dalla regione ad oggi sono gratuiti, ma conferma Zaia non sarà così per sempre. Ritareremo il nostro piano di sanità pubblica. Fatto l'accordo nazionale, definiremo le categorie che potranno accedere ancora gratuitamente e liberamente al punto tamponi. E alla vaccinazione è dedicato il nostro sondaggio di questa sera. Vaccino obbligatorio per gli insegnanti? Se per voi la risposta è sì, uno squillo gratuito allo 0422162691. Se per voi la risposta è no, uno squillo allo 0422162690. Come sempre la chiamata è gratuita. Non preoccupatevi se sentite occupato, perché il sistema registra comunque la vostra preferenza. Ed è alta in Veneto l'adesione alla campagna vaccinale da parte degli insegnanti. Per questo la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo dice che non si arriverà all'obbligo vaccinale, ma da settembre il problema sarà un altro. Sentiamo.
In concreto, vede, in classe succederà che il dirigente scolastico non saprà e non potrà sapere quali docenti di quella classe sono vaccinati, quali no. Succederà con il nuovo anno scolastico. La tutela della privacy prevista per il personale del pubblico impiego impone che i dati in possesso degli uffici scolastici regionali sul personale docente non possano essere comunicati e dunque non possano interagire con l'anagrafe sanitaria che detiene invece le informazioni sull'adesione alla campagna vaccinale del personale. Sapere chi è vaccinato e chi no potrebbe incidere diversamente sull'obbligo di quarantena, quindi questo aspetto della privacy che, come vede, va a incidere anche su questa tematica qui. Un tema delicato ma sollevato con forza dalla dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, che pur avendo in mano dati buoni sul fronte delle vaccinazioni, quasi il 90% degli insegnanti è già vaccinato, conferma il ritorno di tutte le misure anticontagio anche per il prossimo anno. La copertura sul fronte del personale c'è. La vera incognita è rappresentata dal numero di studenti che saranno realmente vaccinati. E poi c'è la questione dei trasporti sulla quale stiamo ovviamente già lavorando con i tavoli prefettizi. Quello che posso dire è che se le linee guida nazionali prevederanno come probabile l'80% di riempimento dei mezzi con il 100% degli studenti in presenza, noi non dovremo avere problemi. Di certo la scuola non si farà trovare impreparata, almeno dal punto di vista del corpo docente. Da lunedì prossimo partiranno infatti le nuove nomine in ruolo, 4.000 in tutto il Veneto. Siamo stati autorizzati come Veneto a fare quasi 12.000 nomine in ruolo. Di fatto, non mi dilungo sui motivi di carattere tecnico, ne faremo circa un terzo. Noi riusciremo fare circa 4.000 nomine in ruolo, anzi le stiamo concludendo proprio in questi giorni. I restanti posti vacanti, i 2/3, saranno comunque coperti da supplenze. Le convocazioni saranno fatte questa volta attraverso piattaforma informatica. La cronaca ora, salto nella notte alla gioielleria Sinopoli in centro a Mogliano. I ladri, dopo aver arraffato preziosi per circa 80.000 euro, sono fuggiti. C'è stato un inseguimento con i carabinieri, ma i malviventi, dopo essere usciti di strada con l'auto, sono riusciti comunque a dileguarsi. Hanno agito velocissimi andando a colpo sicuro i banditi che alle 4 della scorsa notte hanno assaltato la gioielleria Sinopoli nella centralissima Galleria Avogadro di Mogliano Veneto. In due, con il volto travisato da passamontagna e armati di mazze e martelli, hanno forzato la porta d'ingresso e, nonostante il sistema d'allarme fosse entrato in funzione e fosse attiva la videosorveglianza, in 2 minuti esatti hanno spaccato una decina di vetrine arraffando costosi orologi e gioielli. Poi, probabilmente disturbati, sono usciti salendo a bordo di una BMW Serie 5 con targa straniera condotta da un complice che li aspettava in Piazza dei Caduti. Qui i malviventi sono stati intercettati da una gazzella dei carabinieri che si trovavano in zona ed hanno sentito l'allarme. L'auto dei ladri è partita a tutta velocità percorrendo via Zermanesa fino all'altezza di via dello Scautismo, dove usciva di strada urtando lo spartitraffico. I 3 banditi sono quindi fuggiti a piedi portando con sé il grosso della refurtiva. Dei circa 80.000 euro di bottino infatti sono stati recuperati monili per appena 500 euro. Vane le ricerche dei 3 che sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Forse un altro complice li attendeva con un'altra auto. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito anche i filmati della videosorveglianza della gioielleria e del sistema comunale. La famiglia Sinopoli è notissima. Lo zio era il famoso direttore d'orchestra Giuseppe Sinopoli, scomparso 20 anni fa. La gioielleria di Galleria Avogadro è gestita da Gianmaria e Gianandrea, i figli di Eugenio Sinopoli, scomparso lo scorso dicembre e protagonista assieme alla moglie di una violenta rapina nel 2006. I banditi, allora erano in 6, lo aggredirono mentre scendeva dall'auto con un intero campionario di preziosi per un valore di 600.000 euro. Ci fu una sparatoria, fortunatamente non ci furono feriti. Quei banditi non sono mai stati presi, dice ora con amarezza Gianmaria, che bambino assistette alla rapina. La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato beni per 280.000 euro a 2 imprenditori, padre e figlio, denunciati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Hanno costituito una nuova società alla quale hanno trasferito tutto quanto, fuorché i debiti, all'erario. La Guardia di Finanza di Treviso ha concluso un'indagine su una società appartenente ad una famiglia di imprenditori di San Biagio di Callalta, con attività nella logistica e nel trasporto merci per conto terzi, scoprendo che allo scopo di non pagare le tasse accumulate tra il 2011 ed il 2019, prevalentemente IVA e imposte sui dipendenti, padre e figlio avevano costituito una seconda società intestata al figlio, nella quale era confluito il ramo d'azienda Florido, comprese le attrezzature e i mezzi, lasciando i debiti con l'erario alla vecchia società che, resa improduttiva, non sarebbe mai stata in condizione di versare quanto dovuto allo Stato. Padre e figlio sono stati denunciati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo nei confronti della Newco e dei 2 indagati di 3 abitazioni, 2 auto rimesse, 6 automezzi e crediti commerciali per un valore di circa 280.000 euro pari ai debiti tributari accumulati. La società comunque continua ad operare, ma i beni sono sequestrati. Da vedere se l'agenzia di riscossione presenterà istanza di fallimento. Gli altri creditori sono stati infatti pagati. Non è il primo caso di questo tipo di frode scoperto dalle Fiamme Gialle di Treviso, impegnate ancor più nel difficile momento della pandemia a tutelare le imprese oneste che rispettano le regole e patiscono pure la concorrenza sleale di chi non le rispetta. E ancora maltempo oggi pomeriggio sulla Marca trevigiana, un temporale ha costretto i vigili del fuoco ad intervenire anche nel pomeriggio appunto di oggi per una quindicina di interventi che hanno riguardato i comuni di Mareno di Piave, Vazzola, Crocetta del Montello, Masera, Asolo, Fontanelle, Ponte di Piave, prevalentemente per alberi caduti e camini pericolanti a causa del forte vento. Parliamo ora di economia e di lavoro, perché la carenza di materie prime comincia a far vedere i suoi effetti anche sulle imprese, sulle attività produttive della Marca. L'Electrolux di Susegana ha annunciato ai sindacati 13 settimane di cassa integrazione da settembre. Da 4 a 6 giornate di stop alla produzione nel mese di agosto e poi da settembre 13 settimane di cassa integrazione ordinaria. Anche l'Electrolux di Susegana, vittima della carenza di materie prime che sta bloccando la ripartenza. La carenza di acciaio è all'origine dello stop di agosto, che corrisponde alla mancata produzione di 15.000 frigoriferi su un numero di complessivi 900.000 pezzi che escono ogni anno dallo stabilimento trevigiano del Colosso del Freddo. Ancora più seri gli effetti per le carenze di schede elettroniche provenienti dalla Cina. La direzione aziendale ha comunicato alle rappresentanze sindacali l'utilizzo dell'ammortizzatore in autunno, utilizzo che potrebbe essere significativo. Nello stabilimento di Porcia la necessità di bloccare la produzione di lavatrici a causa del mancato arrivo delle schede si è già verificata un paio di volte. Per Susegana questo sarebbe il primo stop della ripartenza post-Covid. Ed ancora una notizia di cronaca che ci arriva da Conegliano, lite tra avventori. Ieri sera in un locale del centro intervengono i carabinieri. Ha dato in escandescenza urlando e prendendosela con gli altri avventori del bar i ragazzi di via Venti in centro a Conegliano, e all'arrivo dei carabinieri l'uomo, un rumeno di 27 anni, se l'è presa pure con loro, ponendo resistenza ed offendendoli. L'uomo, che aveva con sé un coltellino a serramanico, è stato arrestato in flagranza per porto abusivo d'arma, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Rinchiuso in camera di sicurezza nella caserma dei carabinieri, stamane è stato processato per direttissima. Il giovane, che non aveva precedenti, è stato condannato a 6 mesi, pena sospesa, e rimesso in libertà. 7 anni fa la tragedia del Molinetto della Croda a Refrontolo, tragedia nella quale morirono 4 partecipanti alla festa degli Omi. Il presidente del Veneto Luca Zaia su Facebook non ha mancato, a 7 anni di distanza, di ricordare cosa significa per la Marca trevigiana e il Veneto il 2 agosto. La tragedia del Molinetto è impressa nella mente di ciascuno, una ferita per chi quella notte c'era, quando alla festa degli Omi il torrente Lierza esondò, spazzando via il tendone, le auto, gli uomini. 4
4 vittime: Maurizio Lot, Giannino Breda, Luciano Stella e Fabrizio Bortolin, a cui oggi il sindaco di Refrontolo Mauro Canale ha rivolto un pensiero a loro e alle famiglie colpite da quei lutti. Il molinetto oggi è chiuso, l'acqua scorre placida, malgrado la pioggia delle ultime ore. Appare una volta di più incredibile come un piccolo angolo di paradiso possa trasformarsi in un inferno. Sul cippo che ricorda la tragedia dei fiori bianchi è Massimo Lorenzon, uno dei fratelli che quella notte, prima ancora dell'arrivo di vigili del fuoco e su M118, misero in salvo decine di vite, a raccontare chi li ha deposti. Il fiore qua è stato un mio amico che ha portato il fiore, abbiamo fatto una preghiera giusto per ricordare le persone che sono state morte. Ricorda bene Massimo quella notte. L'acqua è arrivata sul parcheggio, ha portato via tutte le macchine, qua c'era esterna, ha portato via tutto. Nel tentativo di salvarsi, molte persone, ricorda, si aggrapparono alle piante. In questo albero qua erano appesi, L'acqua di quella volta del 2 agosto arrivava a quell'altezza qui. E dei salvati alcuni sono rimasti amici e riconoscenti ai fratelli Lorenzon. In amicizia con Mauro, Roni e Enrico. Che quella notte erano qua a quella festa? Sì, quella notte erano qua in quella festa, che ci hanno dato una mano anche loro a portare su la gente a casa mia. Ed ora la vittoria degli azzurri a Tokyo, il percorso che ha portato Gianmarco Tamberi a vincere l'oro olimpico passa anche un po' per San Vendemiano. Al mondo, al mondo intero. Siamo 2 campioni olimpici. Ma veramente? È notte fonda quando Gianmarco Tamberi, con al suo fianco Marcel Jacobs, freschi dell'oro olimpico appena conquistato a Tokyo, si chiedono se sia tutto vero. Sì, è tutto vero, e a testimoniarlo, oltre ai compagni di squadra e a qualche miliardo di persone nel mondo, ci sono anche atleti e dirigenti di una piccola società sportiva della marca, la ATL Etica di San Vendemiano, nella quale Gianmarco è stato tesserato fino a poco prima della partenza per Tokyo. Ieri, manco a dirlo, erano tutti incollati al televisore. Sì, emozioni, tutti quanti insieme a urlare e fare il tifo. Già campionessa del mondo di salto in alto indoor nel 1999, quando vinse l'oro proprio in Giappone, Cristina Calceva sa bene, al pari del campione marchigiano, cosa significa stare lontano dalla pista. Lei che per un infortunio dovette rinunciare alle Olimpiadi di Atene. Ho pianto per diverso tempo a casa, anche adesso mi vengono i brividi a parlare di lui. È stato un grande, è incredibile quello che è riuscito a fare, quindi è stato meraviglioso. Pur allenandosi nelle Marche, Tamberi ha vestito la maglia della società sportiva di San Vendemiano per 7 mesi nel 2021, poi l'ingresso nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro di Padova. Gli vogliono tutti bene, è un carattere estroverso, però ha un cuore grande e nel mondo dell'atletica ha amicizie straordinarie. Un cuore grande, oltre al primato agonistico infatti anche l'impegno in progetti sociali rivolti ai più giovani. Con AICS Veneto, con ATL Etica abbiamo condiviso un percorso, un progetto con Gianmarco Tamberi che sarà testimonial di un percorso che vuole portare questi ragazzi ad avere una guida, un modello che possa essere di ispirazione anche per incentivarli a fare sport. E con un campione così avvicinare allo sport nuovi giovani atleti sarà magari un po' meno complicato. 200 quelli già tesserati nella società. Per loro, oltre ai materassi del salto in alto e con l'asta da poco acquistati, anche questa pista di atletica in corso di rifacimento. La speranza è che ad inaugurarla sia proprio Tamberi. Gianmarco, ti aspettiamo con la medaglia d'oro qua tutti quanti, che vieni a inaugurare la pista, che possiamo darti un abbraccio, strettolarti tutti quanti, veramente. Sei un grande, sei meraviglioso, non vediamo l'ora di rivederti. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Montebelluna con la presentazione del posizionamento del monolite che costituisce la struttura portante del sottopasso ferroviario vicino alla stazione.
Entro domani sera il monolite lungo 14 metri e largo 6, che costituirà lo scheletro principale del nuovo sottopasso ferroviario di Via Piave, a pochi passi dalla stazione di Montebelluna, compirà per intero il suo percorso. Da circa una settimana viene via via spinto nella sua sede definitiva. In mattinata l'intervento, atteso da 50 anni dalla comunità montebellunese, è stato presentato ufficialmente. Il taglio del nastro sarà verso fine anno, perché adesso, una volta inserito il monolite, entro domani sera dovrebbe essere completato, perché chiaramente le ferrovie devono ripartire. Dopo ci sono tutti i lavori di completamento, ovviamente la sistemazione della pista ciclabile, tutti gli interni e quant'altro, per cui sono lavori che impiegano 2 o 3 mesi. Noi contiamo per la fine dell'anno di aver tutto pronto. Lavori per 5 milioni di euro che rientrano tra le opere compensative della Pedemontana Veneta. Non dimentichiamo che se da un lato la superstrada pedemontana andrà a togliere il traffico pesante dall'asse stradale marosticano, però andrà a generare un nuovo flusso di traffico, in particolare, secondo gli studi condotti da Confartigianato, di carattere turistico, e Montebelluna è la porta d'accesso al Montello, e quindi quest'opera serve anche per gestire meglio i futuri flussi di traffico. Ma a Montebelluna tengono banco anche disagi e polemiche per la chiusura per lavori di messa in sicurezza del cavalcavia di Biadene. Viabilità poco chiara, traffico nella frazione congestionato, in comune ne sono consapevoli, ma dalla regione potrebbe arrivare un provvedimento importante. Rendere gratuito il passaggio sulla Pedemontana Veneta per tutti quei camion che ovviamente la devono prendere per bypassare appunto il cavalcavia chiuso di Biadene. Questo secondo me sarebbe un'idea ottimale, anche perché farebbe conoscere ai camionisti il percorso della Pedemontana. Certamente, visto che c'è questo blocco del cavalcavia, mi sembra opportuno che non venga fatto pagare il passaggio a coloro che devono fare questo lungo bypass. 2 agosto la tradizione continua, anche oggi si è festeggiata la festa degli Omeni. Vediamo com'è andata a Possagno. Come merenda usano questa nostra festa e utilizzano questo piatto con 2 uova, pancetta e vino bianco, che avrebbe un significato di dare una disinfezione solo agli uomini, che li proteggano dalle malattie per tutto l'anno futuro fino al 2 di agosto prossimo. La merenda degli Omeni inizia alle 6 del mattino con uova rigorosamente 2 e pancetta, una sorta di colazione dei campioni per festeggiare una tradizione che dal 1967 riunisce tutti gli uomini del paese. Allora a Possagno avevano fondato la Libera Repubblica della Pedemontana con tanto di ministeri, festa poi esportata anche nei paesi limitrofi. Quello che rimane oggi, tanta tradizione, voglia di stare assieme e poi la beneficenza. È una festa per tutti, quindi per tutti gli uomini, e ci divertiamo qua. Ogni anno aspettiamo questo momento, sì, comunque non bisogna mancare. Ed è un appuntamento per i possagnesi a cui non si può mancare. E ci sono un po' tutti. E anche le nuove generazioni dovranno continuare con questa tradizione bellissima. Il nostro concetto è far beneficenza, cioè vedere dove probabilmente o possibilmente è più utile erogare dei soldi che provengono da questa festa. E a Possagno la festa degli Omeni ha anche un antagonista a cui sono invitate finalmente anche le donne, quando l'8 del 2, ovvero l'8 febbraio. Probabilmente perché da soli si sta bene, ma in compagnia. Non essendoci donne non mi piace proprio. Entrata nel vivo all'ora di pranzo, alla festa è arrivato anche il consigliere regionale Tommaso Razzolini. Sono orgoglioso di essere qui a Possagno alla festa degli Omeni in compagnia del consigliere Zata e del presidente Zata, sempre alla festa degli Omeni. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. E in primo piano ancora il maltempo che non dà tregua al bellunese dopo il fortunale che nella notte tra sabato e domenica ha colpito il Basso Feltrino. Ieri all'ora di pranzo una tromba d'aria ha causato danni in centro a Belluno.
I tuoni in lontananza, le nubi sempre più minacciose, il vento e poi improvvisamente un vortice d'aria. Era da poco passato mezzogiorno quando a Belluno la domenica si è tramutata in un incubo per gli abitanti del centro cittadino e dei quartieri limitrofi. In via del Piave il nubifragio si è abbattuto con violenza sulla sede di Confindustria interessata da una settimana da lavori di restauro delle storiche facciate di Villa Doglioni del Mas. Quei ponteggi che stiamo vedendo sono tutti da buttare? Sì, purtroppo sì. Il vento ieri ha fatto un po' di disastri. Avevate concluso di installare il ponteggio non più tardi di venerdì? Esatto. Venerdì sera era stato ultimato proprio e purtroppo una parte qui è crollata. I danni evidenti sono sulla facciata che guarda il Piave, divelto l'oscuro di una finestra e danneggiata la grondaia che dovrà essere risistemata. Ormai con questo tempo balordo, purtroppo. Speriamo bene che non ne succeda altri. Danni agli edifici di Piazza dei Martiri che stamattina si sono presentati delimitati dal nastro bianco e rosso, piante abbattute in via Gabelli davanti al Parco Città di Bologna e rami abbattuti dal vento che ha attraversato longitudinalmente il centro cittadino colpendo i quartieri di Cavarzano e Baldenic. Siamo in via Vittorio Veneto, una delle strade più frequentate e più trafficate di Belluno. Qui la violenza della tromba d'aria ha sradicato letteralmente una pianta e state vedendo in questo momento gli operai che stanno cercando di sistemare, di tappare il buco perché la pianta cadendo ha sollevato completamente anche il marciapiede. Questa è una strada che oggi sembra un campo di battaglia. Nella notte fra sabato e domenica la pioggia e la grandine ha causato danni ingenti ancora nel Basso Feltrino. Le previsioni meteo per i prossimi giorni non sono rassicuranti, l'alternanza di schiarite e temporali saranno una costante almeno fino a giovedì. E 2 frane si sono verificate alla base del Civetta poiché non si conosceva l'esatta ubicazione degli eventi e per controllare non vi fossero coinvolti si è alzato in volo l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. Una volta sul posto è stato appurato che una prima frana non di grosse dimensioni si era staccata sopra il sentiero Tivan. Senza interessarlo l'elicottero ha lungamente sorvolato la zona senza notare problematiche particolari. Nel secondo caso si trattava di una scarica di materiale in prossimità della normale. Anche qui non è stato toccato il percorso e l'accumulo è avvenuto in zona normalmente non battuta. Il Covid ora è risalito a 5 il numero delle persone ricoverate al San Martino di Belluno. Il nuovo ingresso riguarderebbe una giovane donna non vaccinata. Intanto si moltiplicano le iniziative dell'ULSS Dolomiti per favorire l'accesso alla campagna vaccinale. Prosegue senza intoppi la campagna vaccinale anti-Covid organizzata in tutto il territorio da ULSS Dolomiti. Dopo le sedute speciali dedicate agli sportivi, aperte anche ai turisti che soggiornano in provincia, da giovedì scatterà l'iniziativa chiamata Vaccini sotto le stelle, con accesso libero per persone con più di 12 anni. La seduta in orario serale dalle 19 alle 21 avrà carattere itinerante e toccherà le principali località della provincia anche per facilitare le persone che lavorano, spiega la direttrice generale dell'ULSS Dolomiti Maria Grazia Carraro. Prima tappa il 5 agosto a Belluno in collaborazione con la provincia, il comune e i volontari della protezione civile. Appuntamento nei pressi di Porta Dante in Piazza dei Martiri, dove per l'occasione si celebrerà un matrimonio speciale fra la salute e la cultura. Per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, l'attesa post-vaccinale sarà deliziata dall'ascolto dei versi della Divina Commedia. Frattanto la situazione epidemiologica in provincia di Belluno non pare determinare le condizioni per una vera e propria quarta fase della pandemia. 87 i nuovi casi di positività registrati nell'ultima settimana, con un'incidenza pari a 44 su 100.000 abitanti, inferiore di 20 punti rispetto a quella nazionale. 5 le persone ricoverate a San Martino, l'ultimo caso riguarderebbe una giovane donna non vaccinata. Definitivamente chiuso il focolaio giovanile nel Feltrino, mentre si sta spegnendo quello che ha interessato i partecipanti al corso per aspiranti maestri di sci e snowboard. Ad oggi sono 13 positivi collegabili al focolaio legato alla serata del 17 luglio scorso in centro a Belluno. Dal quartier generale del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria bellunese si conferma l'incremento della richiesta di tamponi che debbono essere eseguiti al rientro da località a rischio, come prevede l'ordinanza della Regione Veneto, in presenza di sintomi blandi riconducibili a Covid o da chi potrebbe essere stato contatto di positivi.
Partirà mercoledì 4 agosto e si protrarrà sino all'11 di settembre il servizio di navetta nei giorni feriali da e per il Nevegal, finanziato dal Comune di Belluno. 4 corse al giorno, 2 all'andata e 2 al ritorno, che vanno ad implementare quanto già offerto nel weekend dal treno bus promosso da Trenitalia e Dolomiti Bus. Un'iniziativa nata per incrementare l'attrattività turistica del colle, che dà la possibilità ai visitatori di arrivare comodamente in piazzale con le proprie biciclette. Per il servizio feriale e per le corse extra del weekend è sufficiente acquistare il biglietto da Dolomiti Bus, mentre per il servizio bike del weekend è necessario il biglietto di Trenitalia. Ed era questa l'ultima notizia, ma prima di salutarci vediamo come vi siete espressi per quanto riguarda il nostro sondaggio di questa sera dedicato alla vaccinazione. Vaccino obbligatorio per gli insegnanti, ebbene lo vedete con l'aiuto della nostra grafica, stragrande maggioranza di sì, per il 76,6% di voi telespettatori è necessario l'obbligo per gli insegnanti, per il 23,4% non è necessario. È tutto dunque, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di holiday.com. Sicuramente in vacanza. Ben ritrovati al meteo. Italia divisa in due, il sud nella morsa del caldo e degli incendi, il nord attraversato da correnti instabili che insisteranno sul nostro territorio anche nella giornata di martedì 3 agosto. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto in mattinata avremo ampi spazi di sereno. Col passare delle ore il cielo tenderà ad annuvolarsi e a scurirsi. Tempo poi via via più instabile, con temporali diffusi, specie sui settori montani e pedemontani, fenomeni più occasionali invece in pianura. Temperature stazionarie o in lieve calo, minime tra 12 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 30 gradi all'incirca. Stesso scenario poi anche sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole inizialmente, dal pomeriggio piogge localmente più intense. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove anche in questo caso andrà meglio al mattino, ma dalle ore pomeridiane sarà possibile qualche rovescio a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 25-26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di holiday.com. Sicuramente in vacanza.